E qual è l'obiettivo stagionale per un bomber di Dasta, insomma, come te? Beh, l'anno scorso sono state 17 le reti, spero almeno di superarle. Alla sfida di famiglia prosegue bene, dai. Giovanni Segna di più. È normale che in casa ci si trova già da dicembre dello scorso anno che non faccio gli scongiuri, non si perde. La tua favorita qual è? Dovresti fare un nome. La Corrado. La Corrado. La Corrado perché più dal Bonorva secondo me ha giocatori come molto grintosi, diciamo così. In prima categoria Conta molto, certo. sì, si gioca anche a pallone, però con il tic e toc non si va molto avanti. Dico, favorite per il campionato, oltre a voi naturalmente. Con papà il sedio! Ma so che c'è anche il posto maggiore che è l'ultima squadra, la Corrasi, poi la Fano, quello che è la Dorgalese sicuramente come ogni anno fa sempre una bella squadra. Sì. Beh, cercheremo sicuramente di fare bene, possibilmente di cercare di centrare l'obiettivo dei playoff. È vero che la giornata del Tempio impone di lottare per vincere, però gli obiettivi di inizio stagione erano altri, erano quelli di valorizzare i giovani, di far giocare i giovani anche locali, quello che stiamo facendo. Speriamo che, visto che siamo là sopra, ci rimaniamo tantissimo e poi Un posto nei playoff sarebbe. speriamo, sì, ce la mettiamo tutta per arrivare nei playoff. Ma per adesso rimane un attimino un gradino più alto la Corrasi. Questa mi ha dato l'impressione che abbia un attimino più squadra, più solidità e tutto quanto. Certo. Poi vengono chiaramente anche la Vitesse, la Udinese, altre squadre, vediamo, durante il campionato, le cose possono cambiare, cambiare, certo. certo. e quindi onore alla Fanum e al campionato che sta facendo la Fanum e sono vicini a noi e in questo momento sono a 2 punti da noi, ma sono un'ottima squadra e un ottimo organico. Ecco, la cosa per il playoff si accende, ecco, a parte i portatori di Muravera, di quelle che stanno dito quale teme di più? Sono tutte squadre un po' ostiche, noi dovremmo guardare in casa propria, in casa nostra. Quali sono gli obiettivi del Castiara? Voi siete una matricola, ovviamente rispetto alle grandi del calcio sardo è già tanto stare qua, no? Certo, noi portiamo rispetto a quelle che sono le grandi squadre, vedi il Salvador. Come ha detto lei, noi siamo una piccola squadra, una matricola che arriva da 3 anni che vince campionati della seconda categoria d'eccellenza. Siamo qui, stiamo ben figurando, cerchiamo di ben figurare sino alla fine del campionato. Naturalmente il nostro obiettivo è l'obiettivo primario è quello di salvarsi il più presto possibile, cercando di toglierci altre soddisfazioni, perché no? Perché no, certo. Meglio tentarci. Siamo al giro di boa, domenica su domenica il campionato sta per spegnere e ci proveremo. Tu risulti come Giuvico, mi pare che sei più veloce di Giuvico. Ma sono più basso forse. E allora per quella risultanza vado d'accordo, quindi sei anche juventino presumiamo. Sì, sono juventino e siamo alti uguali forse, però certo è un altro livello. Però i capelli tu ce li hai. Certo, i capelli.